that your fear seems to hide deep inside your mind. Alle elementari si inizia sempre col primo tema che le maestre ti chiedono: cosa vorresti fare da grande? Volevo fare la segretaria di mio padre. Mio padre aveva un'officina fabromeccanica dove lavorava il ferro battuto. Inconsciamente da piccolina sapevo già cosa avrei voluto fare da grande. Arrivando alle superiori, nelle pause estive scendevo, gironzolavo nell'officina, vedevo, osservavo come si faceva quel pezzo, ho visto la trasformazione del ferro pian pianino. Diplomata geometri, non ho voluto continuare verso quella strada perché non mi piaceva stare seduta dietro una scrivania. Pian pianino ho iniziato di nascosto la lavorazione. Quando mio padre usciva dal laboratorio io andavo nella zona dove aveva l'attrezzatura del ferro praticamente. Ho iniziato pian pianino a provare le prime saldature finché un giorno, ahimè, mi ha scoperto e da lì ha deciso con l'aiuto di mia madre di insegnarmi il mestiere. Osservando le varie tecniche, perché un conto è spiegarle nel libro o anche dirle a parole, però se non vedi realmente come si realizza un pezzo, come tieni il martello, come pieghi, è difficile anche da apprenderlo. Perciò molto anche guardando e osservando ho imparato il mestiere. Qui ormai sono 8 anni che lavoro a nome mio e pian pianino ci stiamo facendo conoscere nel mercato, andando a fiere, a manifestazioni. Queste sono le foglie realizzate da un unico pezzo di ferro tondo dove abbiamo ottenuto una rastrematura fino a un appiattimento che porta alla bombatura interna della foglia. L'aspetto che preferisco della lavorazione del ferro è la forgiatura. Partire da un pezzo semplice che potrebbe essere come questo, un ferro tondo, andare a realizzare nella mia mente un alberello di Natale stilizzato, con la forma un pochino particolare, che se non ci vai a pensare forse non ci arrivi. Pian pianino da lì trasformare un semplice pezzo in qualcosa di particolare, che per me può avere un significato, per qualcun altro un altro significato. Io proprio sono categorica, non mi piace l'alluminio, sì faccio i lavori perché quelli danno lavoro, però prediligo martello, incudine e forgia in primis. Partiamo dalla piattitura più pesante che la andiamo a utilizzare con un martello di 2 kg per andare a fare il lavoro principale, più grosso, ad esempio in una rastrematura andiamo a utilizzare questo fino alla portata di un martello più o meno da 1 chilo. Fino a, dipende i tipi di lavorazioni, alla martellina che serve giusto per rifinire il pezzo. Poi ci sono i vari martelli con le bombature, con la testa bombata e la testa piana. Qui andiamo ad allargare un pezzo dall'interno. Questi fori ci servono per l'utilizzo di vari spezzoni di ferro o piantoni che ci servono per lavorare. In questo caso abbiamo una testa bombata che ci aiuta a dare il segno per poter dare la forma per poter la piattitura e poi allargare il pezzo. Con questa piega andiamo a tagliare direttamente il pezzo. L'incudine ha varie forme, dalla base piana principale dove andiamo a fare tutte le lavorazioni, alla parte a piramide oppure alla parte stondata dove andiamo a fare le volute principali che aiutano a piegare il pezzo. Collaboro con diverse sia ceramiste che ragazze che lavorano la vetrofusione, pressoché tutte donne, non si sa perché.
però ci troviamo subito d'accordo con le idee. A breve dovremo realizzare un letto in ferro battuto con gli inserti in vetro abbastanza particolare, che sarebbero questi pezzi che andiamo a inserire, mi stanno realizzando. Ha le varie inserti che possono essere di vetro oppure di ceramica, realizzando poi i lampadari, che possono essere di varie misure, diciamo anche di varia forma, in base anche a ciò che ci chiede il cliente. Il primo pezzo di cui sono attaccata e non cederei mai è la prima rosa che ho forgiato. Questa è una semplice, diciamo, lavorazione perché è realizzata da una lamiera. Però possiamo anche realizzarla da un unico pezzo di ferro piatto, andare a realizzare una rosa. Questa è fatta da un unico pezzo di ferro piatto. Si vede anche la differenza. Questa è forgiata, è tutta a caldo. Partiamo da un pezzo di piatto da 25 fino ad arrivare a uno spessore più o meno di 1,5-2 mm. Questa andrebbe ancora riscaldata, tagliata qui e fatte le foglie. Per fare questo ci metto 3/4 d'ora di forgia accesa. Questa ci mettiamo a tagliare la lamiera e poi assemblarla, è più semplice. Io mi prendo in giro perché una donna che fa questo lavoro non è del tutto normale in Sardegna, perché ho scoperto che siamo 2300 donne che fanno il ferro battuto, però qui sembra che sia cosa un pochino particolare. All'inizio non ero neanche creduta, perché una donna che fa il fabbro, avendo alle spalle il lavoro di mio padre, dicevano che l'azienda sì, era a nome mio, ma il lavoro principale lo faceva mio padre, io ero al laboratorio, diciamo, in ufficio. Perciò far capire alla gente che ero io, diciamo, a realizzare i pezzi, ho dovuto iniziare a farmi conoscere in giro, facendo le mostre e le varie fiere in Sardegna. Pian pianino chi mi vede vestita, diciamo, di tutto punto, col grembiule e tutto, e mi vede realmente lavorando il ferro, inizia realmente a crederci.